Intanto l'impressione di questo centro che vuole anche raddoppiare la sua struttura, quindi avrà bisogno di molto sostegno. Beh, è un sostegno che merita, direi, non solo dal Veneto ma da tutto il territorio, anche perché credo che sia un fiore all'occhiello e una speranza davvero per tante famiglie. Proprio di recente ho avuto la possibilità di incontrare i genitori di Sammy Basso, che hanno avuto anche uno stretto rapporto con questo centro, col dottor Salviati, e credo che ci sia bisogno di sostenere la ricerca in tanti aspetti. Uno, perché è qualcosa di molto costoso, quindi abbiamo bisogno sempre di più del mondo istituzionale e privato che lavorino insieme, ma poi anche di incoraggiare le figure umane che lavorano per la ricerca. Adesso lei incontra le associazioni e c'è sempre una grande attesa da parte delle famiglie, delle persone con disabilità, invalidità, sempre alle prese con ristrettezze. Ci sono novità in vista della manovra anche fiscale? Beh, sicuramente ci sono tante novità che sono iniziate con questo mandato e che proseguono, come per esempio la riforma sulla disabilità, e da questo punto di vista stiamo lavorando tanto anche con la Regione Veneto, che vedrà presto più di una provincia coinvolta, arriveremo a 4 fino poi a gennaio 2027, insomma, ad avere tutte le province pienamente coinvolte. Andiamo a semplificare, a sburocratizzare, quindi a togliere diciamo quella che è la rivedibilità, che tante volte è un peso, un'umiliazione per tante famiglie, e diciamo che le commissioni di valutazione da 7 devono passare a una, che il certificato da 7 deve passare a 1 visto che la persona è una, e anche le domande introduttive per l'invalidità civile da 2 devono passare ad 1, perché non ha senso questo carico proprio burocratico sulle spalle soprattutto delle persone con disabilità e delle famiglie. È chiaro che un aspetto che per me è fondamentale è quello della promozione del progetto di vita, qualcosa che rivoluziona completamente la presa in carico del territorio, che è rivoluzionario perché obbliga le istituzioni a lavorare insieme per dare delle risposte alla persona a partire dai suoi bisogni e dal suo diritto di scegliere, superando quella frammentazione che esiste tra la parte sanitaria e la parte sociale, perché la persona è una e ha bisogno di tutto. Quindi sicuramente è complesso, sicuramente è faticoso, richiede molta formazione, ma sicuramente non sono intenzionata a fermarmi, e questa è la strada giusta per dare una risposta concreta alle famiglie.